Gesù in noi cerca l'amore e non quello che non va. Lo ha ricordato il parroco della zona pastorale di San Salvatore, Don Maurizio Prandi, ai bambini che hanno portato i fiori a Maria, venerata sotto il titolo di Nostra Signora Addolorata. Quello con i bambini è stato uno dei momenti centrali della festa, che si celebra nel mese mariano e che raccoglie per la comunità tutto il desiderio di mettere sotto il manto della Vergine la fragilità ed il dolore che abitano tante persone. La festa aveva preso avvio proprio con la celebrazione dell'Eucarestia ed il sacramento dell'unzione degli infermi. Lo stile semplice con cui viene celebrata la festa ha caratterizzato anche il momento successivo, ovvero l'offerta dei fiori a Maria da parte dei bambini. Modificato in parte il programma a causa del maltempo, i bambini ed i ragazzi che frequentano il catechismo si sono radunati in basilica, proponendo le loro semplici meditazioni mariane in un clima di grande unità, consolidato anche il giorno successivo con la celebrazione del sacramento della Cresima per tutte e 4 le parrocchie della zona pastorale. Nella riflessione proposta ai bambini, il parroco Don Maurizio Prandi ha sottolineato quello che Gesù chiede a Pietro: mi ami tu? Lo diciamo però forte. Gesù cerca in noi più forte. Ok. Commentando il Vangelo del Buon Pastore, poi ha proposto una riflessione ai bambini incentrata sul tema dell'ascolto. Nella lingua di Gesù ha detto: non esiste il verbo obbedire, ma solo il verbo ascoltare. Siete chiamati anche voi ad ascoltare sempre i vostri genitori, perché ascoltare vuol dire obbedire. Di qui poi la riflessione sul significato del verbo conoscere. Si è cristiani, ha concluso il parroco, perché il Signore ci conosce, non perché obbediamo a delle regole.